La gestione del liceo sportivo Gianelli di Chiavari sarà curata dal prossimo anno dall'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, confermato l'impegno della diocesi. Aperto il cantiere per la realizzazione della rotatoria all'uscita delle caselle autostradali di Lavagna. Effettuati i rilievi e tracciato l'ingombro, i lavori dureranno in tutto 120 giorni. Approvata dal Consiglio regionale la riforma delle aree parco, via libera dopo 4 rinvii, una norma che elimina situazioni dubbie per la maggioranza, una legge taglia parchi per le opposizioni. Inaugurata la nuova sede Unitalsi in corso Assarotti a Chiavari in occasione dei 90 anni della sottosezione e la prima esperienza in Liguria di un ufficio aperto sulla strada. Torna la mostra del Tiguglio fra tradizione e futuro. Dal 25 al 28 aprile spettacoli, mostre e street food nel cuore del centro storico di Chiavari. 60 anni guardando al futuro, successo a Rapallo per la festa dell'edizione del Levante del secolo XIX. Dalla mareggiata al rilancio del territorio, un augurio a tutto il Tiguglio anche dalla madrina dell'evento Antonella Clerici. Volley, 2 promozioni in 2 anni per le ragazze dell'Avis Casarza Ligure che hanno vinto con una giornata di anticipo il campionato e hanno conquistato la Serie C. Alle spalle un vivaio in continua crescita. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio oggi. Dunque il liceo sportivo in apertura del nostro telegiornale è stato confermato l'impegno della diocesi di Chiavari nel proseguire e nel rilanciare l'attività della scuola secondaria di secondo grado. Dal prossimo anno la gestione della scuola sarà seguita dall'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo. Sentiamo. La gestione del liceo sportivo Gianelli di Chiavari sarà curata dal prossimo anno scolastico dall'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo. Il vescovo, in un incontro che si è svolto ieri sera con i genitori degli studenti del liceo sportivo di Chiavari, ha confermato l'impegno della diocesi annunciato già nei giorni scorsi a seguito delle difficoltà riscontrate dall'attuale gestore, ribadendo la volontà di proseguire e rilanciare l'attività della scuola secondaria di secondo grado. Monsignor Tanasini ha annunciato che la gestione della scuola dunque sarà seguita dalla realtà fondata da Don Nando Negri con la costituzione di un nuovo ramo di attività. Per definire il progetto è stata organizzata una squadra di docenti, tutti con significative competenze nel mondo scolastico. I professori coinvolti stanno già seguendo in questi giorni l'elaborazione di un'opportunità che susciti l'attenzione delle famiglie del comprensorio per la sua qualità. L'obiettivo è quello di garantire un progetto educativo significativo che guardi al bene di ogni singolo alunno, sappia far maturare le competenze umane e risponda alle esigenze formative e lavorative della società attuale. Il rilancio del liceo Gianelli passa anche dal sostegno che è stato dato da importanti società sportive e da realtà imprenditoriali significative, pronte a raccogliere la sfida di una scuola davvero legata al territorio e alle sue opportunità. Per rispondere al meglio a questi aspetti, la diocesi ha seguito in queste settimane i primi passi del progetto con la collaborazione degli uffici per la pastorale della scuola e per la pastorale del lavoro. La prima classe del liceo sportivo dunque il prossimo anno scolastico partirà regolarmente. Attualmente sono disponibili ancora alcuni posti. E Chiavari chiede alla città metropolitana di Genova la costituzione di un tavolo di confronto sul piano di dimensionamento scolastico per gli istituti superiori presenti sul territorio dei distretti sociosanitari 14, 15 e 16. L'assessore all'istruzione Fiammetta Maggio ha scritto all'ente e a Regione Liguria. La richiesta nasce nell'ottica di una maggiore condivisione dell'offerta formativa il più possibile coerente con i bisogni e le aspettative degli studenti. Un confronto non più limitato ai soli comprensivi ma esteso anche alle scuole secondarie e di secondo grado. Il tavolo dovrebbe avere carattere politico e non tecnico, un modo, secondo l'assessore Fiammetta Maggio, per garantire trasparenza e partecipazione nelle scelte della formazione scolastica. La cronaca, adesso scappano a un posto di blocco dei carabinieri dopo aver speronato un'altra macchina, fuggono a piedi. È successo in Val Fontana Buona lungo la statale 225. Uno dei fuggitivi, 4 in tutto, è stato arrestato. È un uomo di 49 anni di origini straniere. A bordo della vettura i militari hanno trovato refurtiva e materiale per lo scasso. Ipotizzano dunque che si tratti di una banda di ladri che aveva appena fatto un colpo. Secondo quanto accertato, i militari erano impegnati
impegnati in un controllo del territorio quando hanno intimato l'ALT alla vettura, ma la stessa non si è fermata e ha proseguito la corsa fino a Monleone di Cicagna, dove ha speronato una macchina ferendo il conducente, ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Dalla vettura sono usciti in 4 e sono subito scappati. I carabinieri sono riusciti a raggiungere l'uomo di 49 anni che è stato arrestato. A bordo della vettura sono state trovate alcune collanine d'oro, fedi nuziali e altri gioielli, oltre a una pistola rubata. La politica amministrativa adesso, dopo anni di attesa, ha aperto in queste ore il cantiere per la realizzazione di una rotatoria in via Moggia a Lavagna, all'imbocco del casello autostradale della A12. Tutti gli intoppi burocratici che avevano frenato l'opera si sono risolti e nei prossimi mesi prenderà forma la aiuola centrale attorno al quale il traffico potrà scorrere più agevolmente. Siamo andati a vedere. Sarà un ovale il cui asse più lungo misurerà 25 metri. Attorno al suo perimetro ruoterà il traffico veicolare in entrata e in uscita dal casello autostradale e quello lungo via Moggia da e verso Lavagna. Sono iniziati i rilievi per la costruzione della nuova rotatoria che da qui ai prossimi 4 mesi verrà realizzata in prossimità dell'uscita della A12. A terra i primi segni indicano quello che sarà l'ingombro di una struttura attesa da anni e che finalmente con l'apertura del cantiere diventerà presto realtà. È un'opera, la cui realizzazione doveva partire già anni addietro per varie problematiche di carattere burocratico. La gestazione è stata lunga, è un'opera che comunque abbiamo seguito nel corso di tutto il commissariamento, proprio per cercare di sbloccare e di superare le difficoltà che si erano create e, insomma, siamo contenti, ecco, di avviare i lavori prima che finisca il commissariamento. Gli uffici hanno lavorato in questo senso attivamente, anche gli uffici comunali? Certo, gli uffici comunali hanno seguito tutta quanta la procedura, abbiamo tenuto i contatti con il Ministero e con Autostrade proprio per cercare di superare tutte le difficoltà che erano state prospettate e per cercare di velocizzare i tempi al massimo. Infatti, grazie alla collaborazione importantissima degli uffici del Comune siamo riusciti poi a raggiungere l'obiettivo. I lavori avranno una durata di 4 mesi, saranno sospesi in alcuni periodi particolari per evitare problemi di traffico. Questo tempo, è necessario anche per consentire di lavorare soprattutto nelle ore notturne, nelle ore in cui c'è minor traffico, proprio per non ostacolare la viabilità. I lavori saranno sospesi anche nel periodo pasquale, proprio per favorire la mobilità dei turisti che comunque frequenteranno le spiagge lavagnesi. Ricordiamo che cosa verrà effettuato, quali interventi? Sì, allora verrà costruita una rotonda allo sbocco dell'autostrada proprio per rendere più agevole, più sicuro l'uscita, l'entrata dal casello autostradale. L'opera è stata finanziata anche con fondi regionali ed è stata inserita proprio tra le opere prioritarie per garantire la sicurezza della viabilità. E a partire dal 18 aprile, a pochi giorni dai ponti di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, in vista della stagione estiva, non ci saranno più cantieri aperti sulle autostrade della Liguria, notizia che possiamo leggere anche sul nostro sito teleradiopace.com. E questa è la decisione che è stata presa questa mattina durante la riunione del tavolo sulla viabilità, convocato in prefettura alla presenza di Regione Liguria, prefetto, soggetti concessionari autostradali, vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile. Una scelta che va nella direzione di facilitare gli spostamenti in vista dell'inizio della stagione più significativa dal punto di vista turistico. Sono allo studio limitazioni per i fine settimana, cosiddetti da bollino rosso per il traffico. Il tavolo rimarrà aperto e già nelle prossime settimane si svolgerà un nuovo incontro per fare il punto della situazione. E restiamo a Genova perché dopo numerosi rinvii è stato approvato in Consiglio regionale il disegno di legge sul riordino delle aree parco. Vediamo nel prossimo servizio cosa cambia e quali sono le novità. Ci sono volute 4 sedute del Consiglio regionale e diversi rinvii per approvare il disegno di legge regionale 210 che riguarda il riordino complessivo della normativa dei parchi e delle aree protette. Con 17 voti a favore, quelli della maggioranza di centrodestra, 10 contrari, PD, Movimento 5 Stelle, Rete a Sinistra Liberamente, Liguria e un astenuto, Liguri con Paita, è stata approvata non senza strascichi polemici la nuova legge regionale che dispone una prima parziale revisione del sistema delle aree protette liguri a distanza di oltre 20 anni
anni dall'approvazione della legge del 1995, che ne ripulisce il testo da tutta una serie di disposizioni ormai superate, operazione preliminare e urgente di un più profondo riesame della normativa in materia, che dovrà intervenire anche sulla governance del sistema, ad oggi ancora incentrata sull'istituto dell'ente parco. La nuova legge, che cancella 42 aree protette in provincia di Savona, dice no all'ingresso nel parco del Beigua di parte del comune di Urbe e mette la parola fine all'istituzione del parco del Finalese, di cui l'accusa da parte delle forze di opposizione di essere una legge tagliaparchi, ridefinisce marginalmente anche i confini di 4 parchi regionali, quello delle Alpi Liguri, Antola, Aveto e Beigua, la cui superficie viene ridotta complessivamente di 540 ettari su un totale di 157.000, consolidandone però l'assetto. Infine il provvedimento effettua una revisione profonda delle norme di tutela generali e applicabili a tutte le aree naturali protette e del relativo sistema sanzionatorio, con un inasprimento degli importi previsti a carico dei trasgressori. Il disegno di legge 210 non entra nel merito delle aree contigue, vengono invece colmate lacune e corrette alcune disposizioni relative ai piani di gestione dei siti Natura 2000. La nuova legge non entra nel merito dei confini del parco di Portofino né come parco regionale né nella previsione di parco nazionale e nemmeno riguarda la gestione dei siti di rete Natura 2000, SIC, ZSC, ZPS, ha spiegato l'assessore regionale Stefano Mai. Sono molto soddisfatto perché è il compimento di un lungo lavoro durato mesi. Questa legge rappresenta la volontà di riformare la normativa regionale in materia, eliminando situazioni dubbie, obsolete o di contrasto normativo. La seduta è stata preceduta da un'audizione delle associazioni, dove è stata decisa l'istituzione di un tavolo regione-associazioni per discutere sulla gestione delle aree e sulla possibile nascita di nuovi parchi interregionali. Provvedimento questo inserito in ordine del giorno, approvato con 18 voti a favore e 10 astenuti. Parliamo adesso dei temi dedicati alla diocesi di Chiavari. In occasione del 90° anniversario della fondazione della sottosezione di Chiavari, Unitalsi ha inaugurato la nuova sede di Corso Assarotti nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il vescovo ha impartito la benedizione e poi ha celebrato la messa in cattedrale. L'Unitalsi si fa prossima alla gente. La nuova sede di Corso Assarotti si affaccia sulla strada ed è aperta all'incontro con tutti. Un'esperienza unica in Liguria. L'ufficio sarà un punto informativo ma anche di ascolto. Sarà aperto il martedì e il sabato dalle 9:30 alle 11:30 con aperture più frequenti in vista dei principali pellegrinaggi. Che servizio darà questo ufficio? Molto semplice, un servizio di segreteria e soprattutto un servizio di aiuto. Aiuto a chi si vuole avvicinare alla nostra associazione, a chi vuole diventare volontario, alle persone anziane che spesso hanno paura a partire in pellegrinaggio. Con noi avranno un'assistenza di 24 ore al giorno. La sede chiavarese sarà gestita dai volontari. Per l'Unitalsi è un investimento importante che punta però a valorizzare il gruppo, a farlo conoscere e a promuovere le sue attività. È nata nel 1903 come organizzazione di pellegrinaggi, ma poi noi siamo un servizio di assistenza 365 giorni all'anno con i nostri malati, i nostri giovani, le persone che fanno parte delle nostre sottosezioni. Ne abbiamo 6 in tutta la Liguria. Quanto sono importanti i volontari Unitalsi? Tanti anni che vado a Lourdes e mi aiutano tanto tutti i miei compagni di viaggio. Come l'aiutano i volontari? Mi aiutano sempre e mi aiutano a vivere, a tirare avanti. Il vescovo ha impartito la benedizione, poi ha presieduto la messa in cattedrale. Nell'omelia ha invitato a ringraziare per i 90 anni della sottosezione, anni ricchi dell'intervento di Dio e della collaborazione degli uomini, ha detto, e ha esortato a guardare con fiducia al futuro. Guardare indietro per rallegrarci e ringraziare, ma soprattutto guardare avanti per continuare in quest'opera così bella, così ricca, a servizio soprattutto dei malati. Dobbiamo quindi continuare con fiducia e speranza, non lasciando cadere le braccia come dice la Sacra Scrittura, ma riprendendo slancio e desiderio di ravvivare il carisma che ci è stato dato. È stato presentato il progetto di Regione Liguria volto a contrastare la marginalizzazione dei soggetti senza fissa dimora, un progetto articolato che prevede la messa a disposizione di finanziamenti per realizzare iniziative specifiche. Queste verranno messe in campo da soggetti privati no profit tramite i distretti sociosanitari. In merito il Comune di Chiavari ha recentemente siglato un accordo con quello di Genova. A breve uscirà un bando rivolto appunto a enti no profit che possano definire un progetto esecutivo territoriale da sottoporre alla conferenza dei sindaci. In caso di valutazione positiva, il Comune di Chiavari siglerà un patto di sussidiarietà per il sostegno alla realizzazione del progetto.
Da giovedì 25 a domenica 28 aprile il centro storico di Chiavari ospita la 159esima mostra del Tigullio, 4 giorni fra arte, spettacolo, artigianato e street food. I dettagli di questa nuova edizione sono stati presentati questa mattina. Fra passato e futuro, la 159esima mostra del Tigullio proietterà la tradizione dell'artigianato verso i suoi nuovi possibili utilizzi. Lo farà innanzitutto con una rivisitazione dei prodotti tipici del saper fare del territorio. Potrebbe essere anche intesa come qualcosa che un po' che supera i tempi, però è qualcosa di anziano. Ecco, noi riteniamo invece di poterla sempre aggiornare, diciamo, con nuovi argomenti. La qualità sarà interessante. Noi abbiamo chiesto agli artigiani di portarci un'opera del loro ingegno, l'opera che ritenevano più opportuna. Verrà installata in un'atmosfera diversa nella nostra sala Ghio Schiffini, verranno esposte ma con un percorso per le che poi faranno i visitatori. Previste visite guidate condotte da Agnese Avena attraverso le bellezze del centro storico, il cimitero monumentale di Chiavari e le sale di Villa Rocca, e anche la società economica aprirà le porte alla città per mostrare i suoi tesori e il giardino dei lettori diventerà uno spazio aperto per l'incontro con gli scrittori di oggi. Il venerdì 26 aprile la psicologa e psicoterapeuta della coppia Gianna Schelotto, che presenterà il suo ultimo libro Vorrei e non vorrei. Il sabato 27 aprile ci sarà il romanziere Lorenzo Ricalzi con il suo ultimo libro Le alternative dell'amore, e la domenica 28 aprile avremo come ospite lo sceneggiatore per Disney e Sergio Bonelli editore, Sergio Badino, che ci racconterà come nascono i fumetti. L'Associazione Cuochi Master Italiani farà di Chiavari una delle tappe del circuito itinerante del Festival Mondiale delle Cucine su Strada in via Ravaschieri, via Raggio e via delle Vecchie Mura. Saranno installate decorazioni floreali ed organizzati laboratori per i più piccoli, mentre sul palcoscenico di Piazza Fenice ogni sera si avvicineranno ospiti di livello nazionale. Si parte con la banda di caricamento il 25, il giorno dopo Ugo Di Ghero presenterà Mistero Buffo. Se non c'è bisogno neanche di raccontare, il Mistero Buffo viene da Dario Fo. Il sabato ci sarà la banda Osiris, che è un gruppo, anche questi sono musicisti comici che si divertono a giocare con gli strumenti e con la musica, saranno il sabato sera. Noi dall'Associazione Culturale Sarabande di Genova portiamo qui 3 spettacoli di circo contemporaneo, verranno qua a Andreano, sempre in Piazza Fenice, il suo spettacolo con l'Hula Hop, molto bello, Andrea Fidelio, domenica sera della compagnia Circoncentriche col titolo Respire. Si è tenuto a Milano nel tardo pomeriggio di ieri l'incontro sulla vicenda Diamanti tra le delegazioni delle associazioni dei consumatori e di Consum e Federconsumatori con i vertici del Banco BPM, tra cui l'amministratore delegato Giuseppe Castagna. Le associazioni hanno espresso il pesante disagio che i clienti che hanno investito in diamanti e le aspettative di ristoro dei propri risparmi, prendendo esempio la pratica di altre banche che hanno proposto l'acquisto delle pietre e che hanno integralmente rifuso l'importo investito. L'amministratore delegato, condividendo le affermazioni delle associazioni di consumatori, ha ribadito la volontà del Banco BPM di trovare soluzioni eque, ancorché differenziate, nella diversa tipologia delle posizioni coinvolte. Adiconsum e Federconsumatori hanno inoltre proposto all'amministratore delegato la necessità di rifondere i risparmiatori a partire dagli investimenti più bassi ed arrivare al ristoro del valore complessivo dell'investimento, tenendo conto anche delle difficoltà di realizzo del bene acquistato. A fronte delle proposte, i dirigenti dell'istituto di credito hanno dichiarato che risponderanno in tempi brevi a queste richieste. Ha riscosso un grande successo la festa organizzata dal secolo XIX a Rapallo per celebrare i 60 anni dall'inizio delle pubblicazioni e dell'edizione de Il Levante del quotidiano. Un successo dovuto all'attualità dei temi trattati, il rilancio del territorio, la necessità di fare rete fra i comuni, la ripresa dopo gli eventi di fine ottobre. Uno sguardo di speranza gettato sul futuro e rilanciato anche dalla madrina della manifestazione, Antonella Clerici. Auguri al secolo del Levante, a cui noi del Tigullio vogliamo bene. Meno male, è importante voler bene, la relazione col territorio per un giornale è fondamentale, ma noi abbiamo preso questa occasione dei 60 anni di edizione del Levante per cercare appunto di alzare un po' lo sguardo, vedere che cosa c'è davanti a questo territorio che ha sofferto, viene da un periodo molto delicato, ma che ha, e anche stasera in occasione di questo dibattito è venuto fuori, ha delle peculiarità che possono essere spese, però bisogna avere anche un po' di
coraggio in più forse di quello che c'è stato fino adesso per mettere queste peculiarità un po' più al servizio della comunità e creare una storia nuova. Questa è la scommessa che ha questo territorio, dobbiamo raccontarla tutti insieme e sperando davvero che sia una scommessa che si possa vincere. Oggi, stasera, avete organizzato un buon compleanno, una bella festa, la gente è molto contenta. Poi con Antonella Clerici, insomma, c'è stato anche nei dettagli, pensate. Ma mi fa piacere che Antonella Clerici sia venuta con noi, dimostra che ha attaccamento a questo territorio che appartiene alla sua giovinezza e ai suoi ricordi, ha un legame con il nostro giornale, con il secolo, e questo mi fa piacere, ma sono magari così tutti i germogli che vogliamo provare a mettere per cercare di far crescere qualche cosa di utile poi a questo territorio, che poi un territorio dinamico e attivo è qualcosa che un giornale anche è più utile, perché può raccontare qualche cosa di più interessante, quello che vogliamo fare. Antonella, facciamo gli auguri a questi 60 anni del secolo del Levante. Davvero 60 anni portati benissimo, perché insomma il secolo è sempre un grande giornale, il secolo XIX, come dicono nella dicitura giusta, il Levante è una terra meravigliosa che io amo moltissimo e insomma speriamo che tutte queste problematiche che ci sono state in questi ultimi tempi vengano risolte con un'estate grandiosa dal punto di vista del turismo, davvero. Sei sempre vicino alle nostre parti e vieni spesso. Io vengo spessissimo nel Levante, diciamo che è la riviera che amo di più, anche se poi magari per ragioni di lavoro sono spesso a Ponente, sono spesso a Sanremo, ma anche a Sanremo sanno che io amo moltissimo il Levante, amo moltissimo in particolare Rapallo, che è proprio la mia città del cuore, quindi, ma comunque sempre Liguria. Allora, facciamo gli auguri per chiudere a tutto il Tigullio, questa unità che oggi si parlava. È bella questa unità tra i sindaci, perché questo, quando si sta insieme nell'avversità, poi si deve stare insieme anche nelle cose belle, e quindi adesso solo cose belle per tutto il Tigullio. Gli alunni della quinta A della scuola elementare di Carasco questa mattina sono venuti a trovare Telepace, accompagnati dalle maestre, hanno visitato la sede della nostra emittente, hanno scoperto come si lavora alla costruzione di un telegiornale, hanno visto da vicino strumenti e attrezzature tecniche, hanno potuto porre domande e soddisfare curiosità. Lo scopo della visita era quello di sapere più da vicino come nasce una notizia e quali sono le fonti dell'informazione locale. A fare da cicerone ai bambini è stato il nostro direttore, Don Fausto Brioni, che ha spiegato loro le regole fondamentali del mestiere del giornalista. I bambini sono stati tutti molto attenti e pieni di curiosità, un ottimo inizio per chi fra loro volesse poi da grande provare a fare il giornalista. Vediamo proprio le immagini della visita di questa mattina nei nostri studi. Sono in partenza 2 corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'Enteforma di Chiavari. Il primo è un percorso di formazione sia generale che specifica rivolto a tutti i lavoratori in funzione della classe di rischio dell'attività. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell'Enteforma in Viale Millo dalle 14 alle 18. Il secondo corso riguarda l'HACCP ed è rivolto agli operatori del settore alimentare. La sede è quella sempre dell'Enteforma di Chiavari. Si terranno gli incontri dalle 14 alle 18 nei giorni di lunedì 6 maggio e mercoledì 15 maggio. Per informazioni è possibile contattare l'Enteforma allo 0185 30 63 11. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 10 aprile. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. L'innovazione nel sistema dei pagamenti, fintech e crypto assets è il tema della conferenza in programma alle 15 nella sede della Banca d'Italia a Genova. Prende il via Santa Margherita Ligure nella Biblioteca Civica la mostra d'arte e 3 giorni per l'incontro tra l'arte figurativa e le sensazioni. Temi dell'esposizione saranno il mare e le donne. Orario di visita dalle 15 alle 18. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Queirolo. Marco Martin affronterà il tema Trieste, una città cosmopolita della Mitteleuropa. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala livellarea di Via del Pino il docente Luca Marcellini terrà una lezione di storia su Charles Fourier, l'armonia universale.
Siamo alla pagina dello sport. Le ragazze dell'Avis Casarza Ligure sono state promosse in Serie C, massimo campionato regionale di volley femminile. Le ragazze, allenate da Fausto Valle, hanno vinto con una gara di anticipo il campionato di Serie D, dove erano approdate lo scorso anno da matricole. Vediamo. Una festa che si rinnova da 2 anni a questa parte, a portare in alto il nome di Casarza Ligure, la locale squadra di pallavolo che con una doppietta strepitosa si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il campionato e con una giornata di anticipo è matematicamente promossa in Serie C regionale. Vincere è sempre difficile, campionati lunghi, durante un campionato possono succedere tantissime cose, da infortuni, squalifiche, eccetera eccetera, quindi tenere la concentrazione alta nell'arco di un campionato è sicuramente una prova non facile. Per la formazione casarzese matricola in Serie D l'annata era iniziata con l'auspicio della salvezza, ma già a metà campionato si è colta una prospettiva diversa. Noi eravamo partiti per salvarci, possibilmente salvarci con una certa tranquillità, poi strada facendo abbiamo visto che la squadra rispondeva egregiamente sul campo e quindi lo staff tecnico e la squadra hanno deciso di cambiare gli obiettivi e provare a puntare al salto di qualità. L'allenatore Fausto Valle, così come il presidente Danilo Ghio, possono contare su un team affiatato. Nel nostro sport è fondamentale, anche perché le dinamiche, anche non solo tecniche ma anche a livello psicologico, sono molto importanti e determinanti, quindi avere un gruppo affiatato che si conosce, che si sopporta e che cerca di lavorare per un obiettivo comune è sicuramente uno stimolo, una marcia in più. Sabato l'ultimo del campionato in casa del Lunezia Volley e poi dopo un breve riposo la ripartenza verso una nuova sfida in Serie C. È un campionato appunto difficile dove ci sono le squadre, sono tutte molto preparate, con ottimi allenatori, si studiano le partite, si studiano gli avversari, è tutto sicuramente più complicato ma anche più stimolante. Con la festa del Casarza Volley si chiude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.